Benvenuti a questa giornata di sport tra Buenos Aires FC e Bad Photo. La partita sta per cominciare, ma prima linea a Pierluigi Paolo da bordo campo. Condizioni meteo favorevoli per giocare, oggi c'è un bel sole, il terreno di gioco è in condizioni perfette, lo spettacolo dovrebbe avere un beneficio. Un saluto a tutti gli amici a casa da parte di Pierluigi Pardo. Grazie Pierluigi, qui possiamo partire, siamo partiti. Dombele sulla destra, subito per James il primo contrasto della partita è di Gosens. La palla per Dombele che può andare da Van de Beek per vie centrali, ancora il frazzeggio corto per Dombele che allarga sulla destra, c'è Bellerin, la sovrapposizione di James che può andare, palla al piede, guadagna il fondo, la mette al centro, il colpo di testa e Sirigu si fa trovare pronto, rilanciando subito con il pallone per Manolas che può andare per vie centrali, Luis Alberto, poi Brozovic con un passaggio stupendo a cercare Gosens sull'out di sinistra, può guadagnare il fondo, incredibile il cambio di direzione, la mette al centro Lindelof, ma la palla arriva ad Osimhen, il tiro rimpallato e Lindelof a pulire l'aria con Van de Beek che può rilanciare il contropiede, Pulisic che è stata una spina nel fianco in questi primi 9 minuti di partita, ancora Pulisic guadagna il fondo, la mette al centro, Richarlison e Sirigu si fa trovare pronto, ancora un errore, Michael Antonio fermato da Manolas. Golam prova a ripulire l'aria e riesce a servire Gosens, palla al piede a centrocampo, il passaggio per Luis Alberto di prima in bocca per Brozovic con il pallone a intrainare, la mette al centro e Zuma perfetto in questi primi. E Mendy ancora con il pallone, la punizione battuta, Van de Beek commette un errore, riparte Eriksen a centrocampo, Osimhen di tacco a servire Luis Alberto, attenzione buco centrale nella difesa del Buenos Aires, il numero, salta un avversario, prova il tiro, Kepa dice no. Il calcio d'angolo di Eriksen dalla bandierina, prova a mettere il pallone al centro, il colpo di testa con Antonio che appoggia, facile per Kepa. Golam a centrocampo riesce ad allargare per Eriksen che avanza palla al piede, potrebbe provare il tiro e invece si accentra, serve Luis Alberto che calcia di sinistra, palla sul fondo. Ancora Lozano che prova il tiro, rimpallato da Lindelof che va di testa, vince il contrasto, serve Van de Beek, poi Richarlison prende il pallone, serve Pulisic, la sempreverde spina nel fianco che lancia Richarlison con un passaggio illuminante, riesce ad andare sul fondo, la mette al centro, attenzione Michael Antonio! Ed è 1-0, Buenos Aires, Michael Antonio! Al 27esimo la palla per Antonio, ancora Richarlison con il pallone che può lanciare ancora sulla sinistra per Pulisic, può puntare l'1 contro 1, la palla al centro per Richarlison che si inserisce, prova il destro sul fondo, palla ancora rimessa laterale con Brozovic che serve Luis Alberto, ancora per Brozovic, vediamo se carica il tiro, ci prova, rimpallato, la palla che resta ad Eriksen, attenzione, ci prova con il destro, 1-0, anzi 1-1, pareggio di Eriksen. Il primo tempo si è concluso con l'1-1, le squadre che adesso sono rientrate in campo. Vediamo come cambierà la situazione qui con Brozovic che prova ad avanzare, palla al piede, riesce a servire Luis Alberto, attenzione subito aggressivo Bad Photo che va a servire Osimhen, prova la palla netta, incredibile, Osimhen al 48esimo, inizia il secondo tempo e Bad Photo la rimonta 2-1. La palla ancora per Irving Lozano sulla destra, prova a superare Zuma che è stato perfetto in questi primi 50 minuti, fa ripartire il Buenos Aires, Van de Beek, numero nello stretto, serve Mendy che avanza a centrocampo per Richarlison che è stato il fulcro del gioco, poi per Antonio dell'1-2, attenzione con Richarlison davanti al portiere, prova il tiro, Sirigu, Eriksen subito contropiede, non c'è un attimo di rifiato, Brozovic per Osimhen, appoggia Luis Alberto, ancora per Osimhen che può avanzare sulla sinistra, di nuovo per Luis Alberto, perfetto l'1-2, la palla in rete, Luis Alberto la chiude, un'azione da contropiede, da manuale, calcio d'angolo di Mendy che mette la palla al centro con Luis Alberto che botta via ancora Gosens, incredibile da solo, completamente scoperto il Buenos Aires, Gosens si invola da solo davanti al portiere, pallonetto, errore incredibile. La rimessa laterale per Mendy con Zuma che va a servire Van de Beek, la palla ancora per vie centrali con Richarlison, 1-2 perfetto con Michael Antonio, un altro buco nella difesa di Bad Photo, Richarlison come ha fatto a sbagliare, la palla ancora con Eriksen sulla destra, centrocampo perde il pallone, Van de Beek che recupera, prestazione inserita del centrocampista olandese con Antonio adesso che prova ad avanzare centralmente, evita un avversario, prova il sinistro sul palo e Golam che prova, attenzione con un errore, Bellerin la mette ancora per Richarlison che calcia con il sinistro, Sirigu che risposta
La palla per Mendy, ancora il Buenos Aires che spinge, ma Eriksen ferma tutto, fa ripartire Brozovic che allarga con Lozano che ha prateria di fronte a sé, può correre Lozano, la palla al centro, Osimhen deve solo appoggiare. Incredibile, che cosa hanno visto ai miei occhi. Palla sulla traversa, non è finita, Colam. Osimhen quell'errore se lo ricorderà per tutta la vita. Brozovic, la palla, l'imbucata, Eriksen in aria ancora per Osimhen. 2 errori nel giro di 2 secondi. La palla per Antonio, poi Van de Beek con Charleston che può avanzare, la palla ancora per Antonio che si invola in aria, prova il tiro! Michael Antonio, ancora lui, doppietta, la riapre all'84esimo. La palla invece adesso sul lato di sinistra con Gosens, instancabile, prova a guadagnare il fondo, ci riesce, prova a tornare indietro, l'errore, attenzione di Zouma con Luis Alberto che calcia! 4-2, 86esimo, richiuso il discorso in un attimo. Ancora Eriksen, 88esimo, adesso il Buenos Aires è molto scoperto perché cercava il pareggio. Lozano che ha prateria ancora una volta di fronte a sé, c'è Osimhen al centro, lo vede, lo serve, Osimhen, stavolta non sbaglia, ed è 5-2, chiusa la pratica Buenos Aires. Ancora 92esimo, Zouma prova a sprecare le ultime energie, il tiro di Michael Antonio dal nulla, Sirigu non se l'aspettava, tripletta, man of the match, Michael Antonio. Siamo ormai al 93esimo, però questo gol mi sa che non sarà importante ai fini del risultato. E finisce così, la vittoria, va bad photo, complimenti a Michael Antonio.